ci ha detto qualcuno che è difficile che, addetto al settore, che un concorrente possa mangiare più di 10 cannoli. Così ci hanno detto. Lei, chef, come si chiama? Io sono Giorgio Cuccia. Signor Giorgio, secondo lei oggi quanti cannoli potranno mangiare in 15 minuti? Ma guardi, io pensando alla buona bontà sia della buccia del cannolo, che qua grazie a Dio facciamo veramente un'ottima buccia con la qualità della ricotta, e diciamo che è una buona gara da disputare e sono sicuro che i 14-15 cannoli una persona riuscirebbe pure a mangiarli. Ma poi dopo 14 cannoli sarà pienissimo, perché i cannoli sarà sono da scoppiare. Cioè significa che poi, beh, insomma, Sì, sì. deve digerire bene un po'. Ma ci vuole intanto un buon fisico, ci vuole una buona capienza, ma ripeto, della buona bontà della ricotta, del cannolo, sono sicuro che ci riusciranno. Lei quanti cannoli ha mangiato una presso all'altro? Guardi, io purtroppo non ho quelle qualità, amo la qualità del cannolo, ma non quella quantità purtroppo. Ora parliamo di lei, chef. Lei come si chiama? Giorgio Clesceri, Ma vi chiamate tutti i Giorgi in questo paese? è il patrono di Piana degli Albanesi, non lo San sapevo. Giorgio, Allora, lui fa lo chef di professione, lei? il pasticcere. Il pasticcere, ha una pasticceria sua? Sì, un laboratorio, solo laboratorio, e prepariamo bucce di cannolo e un po' di pasticceria locale. Ho capito. Allora, ci dica velocissimamente, secondo lei quanti cannoli si possono mangiare oggi? Il massimo consentito ad un uomo? 12 cannoli deve essere proprio uno che gli piace la ricotta, perché è impossibile mangiare più di 12, perché praticamente sono circa 2,5 kg di cannoli, quindi... Ma saranno cannoli a uno di questi piccoli? Sì, sì. No, un cannolo dal peso Di questo qua? Sì, dal peso di circa 150-170 grammi. Allora, in bocca al lupo. Lei cosa fa? Lui è il pasticcere, lei è il chef di cosa? Io sono uno chef di cucina e qua ho un ristorante dove noi abbiamo una cucina a livello internazionale, ma pregiamo, come dire, cucinare e preparare una cucina tipica del locale. Di Piana degli Albanesi. Sì, di Lei Piana. parla anche dialetto? Sì, sono io appunto di Piana, abbiamo girato, però non abbiamo perso il dialetto appunto di Piana. Ci Allora, mancherebbe. glielo vogliamo dire in dialetto, venite Sì. a Piana degli Albanesi, che oltre ai cannoli c'è anche tante altre... Allora, ejan gjithë ora, perché oltre të kanë të kanoj të mirë, keni të gjeni më un ristorante, un locale i mirë të ku mund gjeni të kanë gjithkish. Mentre lei ci vuole dire qui cosa fanno, ecco, quanti pasticceri ci sono in dialetto, quanti pasticceri ci sono, se vi vede bene, se vi fa dei soldi. Allora, qua ci sono super giù, qui... No, ce lo deve dire in dialetto. albanese. Ora hanno una dieta bar e non ricca il suo laboratorio. Ci preparare canoi, teplot, panare, chiacchiere, saviarda, sorbese, corie. Ma diventate ricchi o no? E insomma...